Buongiorno, ben trovati, buon inizio settimana telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 22 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. È stata una domenica nera sul fronte degli incidenti stradali, fra poco ci collegheremo con Ceggia, ma poi ritorneremo sui fatti di Jesolo, tanta la cronaca anche dal Padovano. Ci riferiscono di violenti pestaggi anche in carcere. Prima però il sondaggio di Ring, come ogni lunedì la trasmissione di approfondimento politico che torna alle 20:45 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Questa sera si parla di Lega perché parte oggi il tavolo di rilancio. Servirà questo quindi il sondaggio di Ring, fra poco apparirà anche la grafica. Se sì, se questo tavolo di rilancio servirà, il numero è 0422 1626 691, se no non serve. 0422 1626 690. Il tavolo di rilancio riguarderà i 19 maggiorenti del partito. Il nord-est sarà rappresentato da Stefani, Zaia, Conte e Fedriga. Questa sera la prima riunione, fra poco vedrete anche la grafica. Vedo Federico De Ros pronto, chiedo alla regia, Simone Merlo, Marco Gagliazzo in regia. Dicevamo una domenica nera, nerissima a nord-est, nel Veneto orientale. Ieri un incidente nel pomeriggio a Prata di Pordenone è costato la vita a una 18enne di Ceggia, e noi ci colleghiamo con Ceggia, con il nostro Federico De Ros, per fare il punto. Un dramma quello che sta vivendo la comunità, l'ennesima giovane vita persa. Buongiorno Federico. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno Cristian e ben ritrovati. Un'ennesima vita spezzata sull'asfalto e troppo presto, a soli 18 anni. Siamo a Ceggia, all'esterno dell'abitazione dove viveva Gabriele Sorgon, in via Giotto. Presente sul posto anche una volante della polizia locale con gli agenti che sono venuti a trovare la famiglia scossa, chiusa nel dolore di questa immensa tragedia che ha visto proprio nella giornata di ieri strappare alla vita un figlio, Gabriele Sorgon, a soli 18 anni. Aveva organizzato una gita a Piancavallo con degli amici e con la stessa morosa. Erano con 4 moto che stavano per raggiungere proprio la località di Piancavallo, quando a Prata di Pordenone erano tutti in fila, più precisamente in via Oderzo. Lo stesso Gabriele ha impattato violentemente in sella alla sua moto contro una macchina, una Fiat Cubo guidata da una 28enne residente a Sesto a Reghena, che stava per svoltare in un distributore. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'auto non abbia visto il giovane 18enne che stava arrivando da direzione opposta. Un impatto davvero violentissimo. Sul posto si erano precipitate 2 ambulanze, l'automedica, l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Sacile e i carabinieri della radiomobile sempre di Sacile per tutti i rilievi, e dopo oltre 40 minuti di rianimazione, tant'è che lo stesso Gabriele era andato anche in arresto cardiaco, purtroppo è stato constatato il decesso. Noi, prima di venire qui all'esterno dell'appartamento, della villa dove risiedeva con la famiglia, il fratello più grande, avvolti dal dolore, siamo stati dal sindaco. Vediamo in questi momenti che un agente della polizia locale sta uscendo dopo aver salutato proprio la famiglia e comunque mostrato loro la vicinanza. L'abbiamo sentita davvero poco fa, la quale ci ha parlato di un ragazzo d'oro che aveva anche partecipato a dei progetti di
prevenzione stradale proprio all'interno del comune, che aveva questa passione per i motori, e la stessa passione purtroppo poi l'ha strappato alla vita ed è stata fatale. Voleva diventare un agente della polizia locale, con la stessa persona che abbiamo parlato poco fa, che adesso è andata via dopo aver espresso vicinanza alla famiglia, che si è espressa a sua volta ai nostri microfoni dichiarando che era un'amica dello stesso Gabriele, che lo sentiva quotidianamente, e proprio nella giornata di venerdì si erano messaggiati augurandogli un grande in bocca al lupo per l'orale di maturità. Una tragedia che ha scosso davvero tutti. Prima abbiamo sentito anche il primo cittadino di Ceggia in lacrime, che ha ricordato il giovane Gabriele, molto conosciuto e apprezzato in paese. Quindi oggi è davvero una giornata difficile per i familiari, per gli amici, per tutti i conoscenti. Ce l'hanno descritto come un ragazzo d'oro, sempre sorridente, molto empatico, che aveva questa grandissima passione fin da piccolo per i motori e per le moto. Poi questo passaggio anche interno al comune di questo progetto proprio di prevenzione della sicurezza stradale. Un ragazzo brillante che purtroppo a soli 18 anni è stato strappato alla vita. L'abbiamo detto, famiglia chiusa nel dolore. Tra pochissimo andremo a sentire altre voci per raccogliere ulteriori testimonianze di ricordo proprio dello stesso Gabriele Sorgon. Però oggi è una giornata di tante domande, tanti interrogativi e di tante lacrime, un dolore davvero immenso per quello che è successo ieri pomeriggio a Prata di Pordenone. Per il momento, Cristian, da Ceggia è tutta, te in studio. Federico, grazie. Dicevamo una giornata nera quella di ieri nel tardo mattino, la tragedia che si è consumata all'ingresso di Jesolo Paese, con una 23enne che a bordo della sua auto si è di fatto inabissato nel Sile. Vani sono stati i soccorsi, chi ha assistito alla scena si è anche tuffato per tentare di salvarlo. Sequenze drammatiche che vi raccontiamo in questo servizio mentre proseguono le indagini da parte della Polizia Locale di Jesolo. Ho visto la macchina nel fiume e sono salito in barca, ho preso una ciambella e mi sono tuffato in acqua per cercare di fare qualcosa, ma quando sono arrivato alla sponda opposta la macchina si è inabissata, non siamo riusciti a fare niente perché sono tuffate altra gente, ma ormai era troppo tardi. C'era un vigile che anche lui si è tuffato, però niente, non c'è stato niente da fare. Sono le parole di chi c'era e non si è voltato dall'altra parte, come Alberto Teso, residente nella vicina Capirami, a raccontare il dramma che si è vissuto nella tarda mattinata all'ingresso di Jesolo Paese, quando all'altezza del ponte Adriatico, in via Drago, un'auto è uscita di strada finendo nel Sile. Una traiettoria letale con la staccionata di Velta a ridosso dei Salici Piangenti, area solitamente usata per i picnic. L'Opel Mokka, guidata da un 23enne della provincia di Milano, Nicolò Luca Salmoirago, si inabissa poco dopo le 11 del mattino e subito il panico. Inizialmente si teme che all'interno dell'abitacolo vi siano più passeggeri. Non si vedeva niente dentro in macchina. Perché qui l'acqua è scura. Sì, è torbida, non si vedeva niente. E comunque è stato il primo, ha avuto la prontezza, anche il coraggio di buttarsi. Sì, sono stato il primo e ho reagito distinto, insomma. La mobilitazione diventa generale, arrivano i rinforzi della polizia locale, sul posto anche il sindaco Christopher De Zotti, gli operatori del SUEM 118, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago del reparto volo di Venezia e i sommozzatori di Vicenza. Abbiamo sentito gli elicotteri e abbiamo detto qui è successo qualcosa di grave. E siamo andati e infatti erano già lì con i pompieri, con i carri, quelli che hanno tirato su poi la macchina. L'Opel, parzialmente distrutta con i vetri implosi, viene recuperata sul lato opposto in via Riviera Piave Vecchio. L'acqua del Sile in quel tratto è particolarmente profonda, forte la corrente. La vittima viene individuata e portata a riva in attesa del nulla osta del PM di turno e poi del carro funebre.
A occuparsi dei rilievi la polizia locale occorre ricostruire la dinamica nel dettaglio, la velocità tenuta dal mezzo, la possibilità di un malore. Il giovane Nicolò era in vacanza con degli amici per festeggiare il suo compleanno, era stato al muretto, avrebbe dovuto compiere 24 anni fra pochi giorni, il 25 di giugno. Difficile per tutti trovare pace. Ma non è facile perché ho cercato di fare il possibile ma non sono riuscito. E versa ancora in condizioni gravissime la bimba di 10 anni coinvolta in un terribile incidente stradale sulla Postumia a Fagarei di San Biagio di Callalta. L'incidente nel pomeriggio di venerdì, la prognosi è riservata, la bimba con la sorellina di 8 anni viaggiava nell'auto guidata dalla mamma, una 34enne di origini straniere. La sua auto è andata infatti a schiantarsi contro un mezzo pesante dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia. Attualmente sia la donna che l'autista sono indagati per lesioni stradali con i mezzi che sono stati posti sotto sequestro. In particolare la polizia locale di San Biagio, oltre a sentire i testimoni, si sta concentrando sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza, cinture e seggiolini. Resta il fatto che c'è questa bimba che versa in gravissime condizioni ancora al Cafoncello di Treviso. E si è sfiorata un'altra tragedia ieri mattina a Ponzano Veneto, dove in via Camalò una donna di 64 anni in bici a Ponzano Veneto è stata investita dall'auto guidata da una 29enne. I fatti si sono registrati in località Barrucchella. La giovane avrebbe sbandato improvvisamente a destra dopo aver starnutito, così avrebbe riferito nell'immediatezza dell'impatto. Sul posto sono giunti gli operatori del SUEM 118, la 64enne è stata portata al Cafoncello per tutti gli accertamenti del caso, non risultano lesioni a organi interni, diverse invece le fratture agli arti. Qui è stata raggiunta anche dal marito che al momento del sinistro si trovava a Gemona del Friuli per la Triveneta. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Volpago del Montello. Ritorneremo sulle strade del nord-est fra poco, ma dobbiamo riferirvi anche di un grave fatto, l'ennesima grave aggressione avvenuta all'interno del carcere, in questo caso del carcere Due Palazzi di Padova. Per questo ci colleghiamo con Valentina Visentin, per la parte tecnica Cristian Roque Alende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, noi ci troviamo all'esterno della casa circondariale di Padova, dove è avvenuta la quarta aggressione solo nel mese di giugno ai danni di un agente della polizia penitenziaria, brutalmente colpito alla testa con un colpo contundente da un detenuto che lo ha aggredito 2 giorni fa. È stato ricoverato in ospedale, 8 giorni di prognosi. Questa ennesima aggressione punta i riflettori sulle necessità, sulle problematiche di chi lavora all'interno del carcere. Qui con me c'è Matteo Iannuzzi, segretario della FNS CISL, che ha denunciato questo episodio. Una foto su tutte quelle che avete scelto di divulgare, la camicia insanguinata dell'agente, del vostro collega, che ora appunto è stato ricoverato in ospedale. Intanto come sta e poi insomma qual è la situazione e cosa chiedete? Allora, il collega a seguito di questa aggressione è stato colpito con un colpo contundente alla testa, messo dentro un asciugamano usata a mo' di fionda, proprio è stato tipo guerriglia. E questo collega è stato attirato per futili motivi davanti alla cella, dove il detenuto pretendeva di potersi recare liberamente in palestra, invece non poteva farlo perché era oltre fuori degli orari, aveva delle sanzioni amministrative da scontare, quindi non poteva essere tra virgolette esaudito il suo desiderio, che ormai parliamo di desideri e non di regole da rispettare. Il collega è stato medicato, 8 punti di sutura come lei ha detto, doveva ritornare in giornata a sottoporsi ad ulteriore TAC per ulteriori accertamenti. Gli facciamo gli auguri di una buona guarigione, di un rientro per quanto possibile presto tra di noi, dove si va aggiunge un'altra mancanza, già la grave carenza di personale registrato nell'ultimo mese, dovuto proprio a queste 4 aggressioni, come lei ha sottolineato giustamente. Resta comunque un reparto difficile quello dove è avvenuta questa aggressione, perché? Questo è un repartino, diciamo, adattato
a contenimento di soggetti facilosi, quindi troviamo detenuti che arrivano per motivi di sicurezza da altri istituti, detenuti sottoposti a isolamento proprio per gravi motivi disciplinari, un 14 bis addirittura, è un repartino, come dicevo, adattato, ma non è in grado certamente strutturalmente di contenere questa tipologia di detenuti. Noi già nel passato abbiamo ultimamente ancora denunciato agli organi superiori che la carenza strutturale proprio di questo reparto. Ultimamente c'è stata un'ispezione da parte del Visa, quindi dei tecnici preposti dell'amministrazione, dove hanno dato, tra virgolette, ragione a quanto da noi denunciato, però ad oggi non è stato fatto niente. Abbiamo chiesto anche un significativo sfollamento dei detenuti, ma ad oggi vediamo aumentare, anzi... Quali sono i numeri? Si può dire? I numeri attuali viaggiamo mediamente, abbiamo una forbice dei 230, abbiamo toccato anche i 271 detenuti, a fronte di una capienza ottimale stimato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in 188 posti, però parliamo di numeri e percentuali non so elaborati su fantascienza, perché dove ci sta una stanza dove devono alloggiare 3 detenuti ne troviamo 6, dove ce ne stanno 2 ne troviamo 4, quindi sappiamo che il sovraffollamento supera il 200%, quindi molto grave. Poi con l'estate naturalmente va più ad aggravarsi, nonostante gli sforzi dell'amministrazione a dotare le stanze dei detenuti di un ventilatore per alleviare per quanto possibile anche a loro la calura, ma vediamo che le aggressioni continuano e andiamo incontro a un'estate di fuoco. Non solo per le temperature, voi chiedete ovviamente l'allontanamento di questo detenuto e la ristrutturazione di questo reparto, nonché un aumento delle forze anche in organico. Sì, quelli sono i nostri principali obiettivi: ristrutturazione del repartino da rendere operativi chi va a lavorare in quel reparto, e un deciso sfollamento intanto della popolazione detenuta e naturalmente un aumento di organico, almeno non dico tanto, di una 50 unità per portare alla pianta organica ottimale la casa circondariale di Padova, che al giorno d'oggi mi preme sempre ricordare ogni volta è un istituto dove dovrebbe accogliere solamente detenuti in attesa di giudizio, ma ci ritroviamo a gestire ad oggi, su una popolazione di circa 230 detenuti, ad oggi circa 197, se non sbaglio, detenuti con pene definitive che dovrebbero scontare la loro pena nelle case di reclusione dove sono strutturalmente più attrezzate per il contenimento di questa tipologia di detenuti a pene medio-lunghe. Grazie mille a Matteo Iannuzzi e insomma speriamo di non dover raccontare ancora di nuove aggressioni, visto che appunto, come dicevamo, solo nel mese di giugno sono già state 4 qui a Padova. E da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentina con Cristian Roque Alende, ma il clima è violento anche fuori dalle carceri, per questo ci spostiamo a Istrana dalla nostra Daniela Sizzia, che si trova appunto a Istrana per raccontarci di una aggressione ai danni di un barista che, se non sbaglio Daniela, si è rifiutato di dare dell'alcol a un minore. Buongiorno Daniela, raccontaci tutto. Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo davanti proprio al bar, il titolare è entrato qualche minuto fa, ci siamo avvicinati, lui è sotto shock, non ha voluto dire nulla, è arrivato con gli occhiali da sole e sotto si vedeva l'occhio completamente pesto perché è stato preso a pugni, appunto come dicevi tu, da un minorenne. Infatti sono accaduti sabato sera, 2 ragazzini probabilmente del posto sono entrati nel bar, hanno chiesto da bere, non sappiamo nemmeno bene cosa, però hanno chiesto da bere, però con un fare molto arrogante. Quindi il proprietario, che è un ragazzo di 26 anni cinese, si è rifiutato, gli ha detto di andare via, loro prima hanno iniziato ad insultarlo, sono usciti, poi sono rientrati nuovamente, uno dei 2 è andato in bagno,
il titolare è andato lì cercando di invitarli nuovamente ad uscire per evitare che ci fossero problematiche proprio all'interno del bar, dove c'erano anche altri clienti, e questo minorenne, mentre uno sembrava un po' più ragionevole, l'altro invece gli si è scagliato contro con pugni in faccia, e oggi i segni si vedono bene. Lo ha colpito più volte, mai successo, ci diceva il titolare, senza voler essere ripreso, ma è successo dopo anni che lavora qui in questo bar, il Bar al Sole, è conosciuto qua in zona. Lui si fa chiamare, il titolare lo conoscono tutti come Leo. Ci diceva anche, fra l'altro, un cliente ci diceva: io sono stato il primo cliente di questo bar ed è una persona gentilissima, cordialissima, mi dispiace davvero per quello che è accaduto, eppure è successo. Questi due minorenni, dopo aver picchiato il titolare, in realtà uno dei due minorenni, perché l'altro era un po' più ragionevole, tentava di calmare gli animi, dopo sono usciti, si sono dati alla fuga. Ovviamente il titolare ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, sono arrivati qua i carabinieri, è arrivata un'ambulanza, lui è stato portato in ospedale per essere medicato, anche un taglio vicino l'occhio, e oggi è andato a sporgere denuncia per lesioni gravissime. Questo è quanto è accaduto. In questo momento appunto il titolare, che è arrivato, è davvero sotto shock e preferisce non parlare, però ovviamente ci diceva anche la ragazza, questo un po' cambia tutto. Qui al bar è sempre stato tranquillo, adesso c'è comunque un po' più di paura, di soggezione per questi fatti che purtroppo riguardano sempre dei minorenni. Cristian, qua da Estrana è tutto, se non hai domande io con Nicoletta Rizzetto ti cedo nuovamente la linea. Grazie infinite Daniela con Nicoletta. Noi rimaniamo nella Marca occidentale per un inseguimento a folle velocità per oltre 10 km, manovre pericolose nel tentativo di speronare l'auto di servizio, infine una colluttazione davanti alla propria abitazione. Si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato la serata di un pregiudicato della zona intercettato dalla polizia locale. I vigili avevano intimato l'Alta, il veicolo privo di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro, intestato a un uomo con numerosi precedenti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e droga. Questi però ha accelerato bruscamente dando inizio alla fuga. Ne è nato un pericoloso inseguimento che si è protratto per circa 10 km. Durante la corsa il fuggitivo ha messo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e degli stessi agenti, tentando in più occasioni di speronare la pattuglia. La fuga si è conclusa da Castelfranco Veneto a San Martino di Lupari, dove gli agenti hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per bloccarlo e arrestarlo. Una tragedia sul Civetta, è morto un base jumper, quindi una tragedia in montagna. Ci aggiorna Fabio Fioravanzi. Lancio fatale per Charles Tanguy, base jumper francese di 26 anni. Un'altra vittima di questa disciplina, questa volta in Agordino, nel gruppo del Civetta. Tanguy si era lanciato con la tuta alare dal Castello delle Nevere. Un amico che era con lui ha lanciato l'allarme. Disperato, il corpo del 26enne è stato trovato privo di vita tra i boschi poco al di sotto della parete rocciosa. Il paracadute era ancora chiuso e questo vuol dire che non era riuscito ad azionarlo, andandosi a schiantare quando era ancora in fase di volo con la tuta alare. Lui e l'amico erano partiti a Capanna Trieste in fondo alla Val Corpassa, raggiungendo a piedi la vetta per poi compiere un volo di poco più di un minuto in simultanea. Qualcosa non ha funzionato nel volo di Tanguy e il compagno lo ha capito quando non lo ha visto atterrare come concordato. La prima perlustrazione è stata affidata all'elicottero Falco del SUEM, cui si sono aggiunti quello dell'Air Service e Leone di Treviso, mentre da Capanna Trieste sono iniziate le ricerche a terra con uomini del soccorso alpino di Agordo insieme a guardie di finanza, vigili del fuoco e carabinieri. Varie le ipotesi, dal malore alla possibilità che Tanguy sul Col Palantin abbia toccato qualche albero andandosi a schiantare, ma non si può escludere nemmeno un malfunzionamento della tuta. Il personale del soccorso alpino ha avvistato la tuta blu e bianca del base jumper in una radura e non ha potuto fare altro che recuperare il corpo senza vita del 26enne.
Solo qualche mese fa era stato recuperato invece il corpo di Lasse Pekka Ruskanen, 35enne base jumper finlandese, precipitato a novembre 2025 e il cui corpo è stato trovato solo lo scorso 3 giugno. Nell'agosto 2024, infine, anche un 41enne bresciano aveva perso la vita nelle medesime modalità. Rimaniamo in montagna, ma nella montagna vicentina, sull'altopiano di Asiago, dove ci colleghiamo con la nostra Vanessa Banzato. Per la parte tecnica c'è Edoardo Paris. Parliamo dell'ultraleggero che si è schiantato sull'altopiano nella giornata di ieri. Ci sono 2 feriti, ma ci racconta tutto Vanessa. Buongiorno. Buongiorno a te Cristian e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, ci sono 2 persone che sono rimaste lievemente ferite, fortunatamente sono già state rimesse dall'ospedale. Si tratta del pilota 64enne, un veronese, e dal passeggero 75enne di Sarcedo, che si trovavano all'interno dell'ultraleggero che ieri attorno alle 12:30 si è schiantato proprio nell'aeroporto Romeo Sartori. Noi ci troviamo all'interno dell'aeroporto, con me il direttore Massimo Rossato. Ieri sono stati davvero momenti di tensione, di alta tensione, perché pare che qualcosa sia andato storto durante la fase di atterraggio. L'aereo si è appunto schiantato tra l'erba. Momenti di tensione perché si è pensato che per le 2 persone davvero le condizioni fossero molto più serie. Fortunatamente invece le cose sono andate bene. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, dei carabinieri. Adesso si cerca di capire, di accertare le cause che hanno portato a questo incidente. Tra l'altro Rossato all'interno di un aeroporto che è il più alto d'Italia, tra i più alti d'Europa, ed è frequentatissimo, dove tra l'altro le misure di sicurezza sono proprio il punto fondamentale per la gestione di questa struttura. Buongiorno a tutti. Sì, in effetti il pilota e anche il passeggero li conosco, sono in buone condizioni, li ho visti ieri di persona. Questo è l'aeroporto più alto d'Italia, come abbiamo detto, oltre 1000 metri, uno dei più alti d'Europa. Ha una visione molto ampia sia per gli avvicinamenti che per quant'altro. È frequentato da piloti da tutta Europa, turismo per l'altopiano. Abbiamo traffico dalla Germania, Austria, Slovenia, un po' tutta Italia. Abbiamo scuole di volo che vengono a fare stage proprio per gli allievi. Con la nuova società di gestione stiamo ampliando la sicurezza dell'aeroporto e abbiamo fatto una convenzione con ENAC, l'Internazionale Aviazione Civile, proprio per sviluppare l'aeroporto, fare una pista nuova, un distributore carburanti, hangar e ampliare appunto piazzole e quant'altro. Purtroppo ieri è stata così, l'importante è appunto che siano in ottime condizioni, come abbiamo detto. Abbiamo avuto traffico ieri, una quindicina di aeromobili, il tempo era molto buono e sono cose che purtroppo sì, succedono. Certo, nonostante ovviamente quando ci si mette in volo si vada a seguire assolutamente tutte le norme di sicurezza. Voi avete dato immediatamente l'allarme perché siete subito stati messi in contatto con il pilota. Esatto, l'allarme è stato immediato da parte mia, assieme col collaboratore abbiamo suonato l'allarme, chiamato immediatamente il 115, successivamente il 118, che tempestivamente sono arrivati in nostro supporto, che eravamo già sul posto a far evacuare il passeggero e anche il pilota. Ecco, dicevamo è andata decisamente bene per pilota e passeggero. Adesso saranno gli inquirenti che cercheranno di ricostruire l'intera dinamica per capire cosa possa aver provocato questo guasto, se si è trattato di un guasto, insomma cosa possa aver provocato l'incidente che è accaduto ieri nel primo pomeriggio. Per il momento Cristian, da Asiago è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato con Edoardo Paris per la parte tecnica. Ancora la cronaca, ritorniamo in provincia di Padova dove emergono dettagli sull'arresto di un 25enne che venerdì ha picchiato un anziano incontrato casualmente in un parco della città del Santo. I carabinieri per fermare la sua furia hanno dovuto utilizzare anche il taser. Non è stato un intervento facile quello che venerdì pomeriggio è avvenuto nel parco giochi di via Monte Alto nel quartiere Brusegana a Padova, dove un 75enne è stato aggredito da un giovane che ora ha gli arresti domiciliari. Il ragazzo è un 25enne di Selvazzano, già noto alle forze dell'ordine. L'aggressione mentre il pensionato stava facendo una passeggiata al parco. Si era fermato ad una fontanella per dissetarsi un po', visto il gran caldo, quando è stato avvicinato dal giovane
giovane che senza motivo ha iniziato a prenderlo di mira, prima con sguardi minacciosi, poi aggredendolo fisicamente. La ragazza che era con lui ha cercato di fermarlo senza riuscirci. Fortunatamente un passante, notando la furia, ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e anche un'ambulanza che ha subito portato l'anziano in ospedale. Il bollettino medico parla di 3 costole fratturate, lividi ed escorazioni su schiena e in faccia, prognosi 30 giorni. I carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane che era molto agitato, ma è stato necessario usare anche il taser. Sempre a Padova picchia la moglie con calci, pugni e un manico di scopa, arrivando a fratturarle persino una costola. Per questo è stato espulso un 50enne tunisino. Espulso e rimpatriato in Tunisia, il 50enne arrestato dalla Polizia di Stato di Padova per maltrattamenti in famiglia e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo, fermato nel quartiere Arcella, era stato sorpreso dagli agenti mentre aggrediva la moglie in lacrime, una donna di 56 anni, colpita con calci, pugni e con un bastone ricavato da un manico di scopa spezzato. La vittima ha riportato la frattura di una costola e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Durante l'intervento, il 50enne avrebbe tentato anche di aggredire i poliziotti, danneggiando successivamente un'auto di servizio durante il trasporto in questura. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di dimora nella provincia di Padova. Gli accertamenti dell'ufficio immigrazione hanno inoltre evidenziato numerosi precedenti penali e di polizia a carico dell'uomo. Revocato il titolo di soggiorno, il prefetto ha emesso il provvedimento di espulsione, successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. L'aggressore è stato quindi accompagnato all'aeroporto di Milano Malpensa e imbarcato su un volo diretto a Tunisi. Ero disarmato e in pericolo, ma ho reagito distinto. All'indomani della colluttazione con i ladri nella sua casa di Tezze di Vazzola parla Arnaldo Buosi, il proprietario 68enne. In quel momento ti viene voglia di massacrarli, col senno del poi non so, dice, se li affronterei di nuovo, ed è chiaramente caccia al comando. Stavo diventando un soggetto in pericolo perché disarmato, forse anche l'età, questi erano giovani, no, non li potevo affrontare così. Senta, signor Buosi, lo rifarebbe con il senno del poi? Col senno di poi forse no, agirei in modo diverso, magari fotografando, eccetera, eccetera. Certo, però l'istinto non vengono in casa tua, no, sarebbe solo quello di prenderli e massacrarli. Il giorno dopo la colluttazione con i ladri nel giardino della sua abitazione in Borgo Cristo a Tezze di Vazzola, Arnaldo Buosi cerca di distinguere la ragione dall'istinto, ma gli attimi vissuti sono stati oggettivamente troppo veloci e carichi di adrenalina. I ladri che entrano nell'abitazione quando all'interno non c'è nessuno, dopo aver spruzzato dello spray addosso al cane Rico, l'allarme che suona sul telefonino di Arnaldo, lui che non ci pensa 2 volte e corre a casa trovandosi nel bel mezzo di un'azione criminale, e questo poco prima delle 10 del mattino. C'erano 2 individui che scendevano velocemente dalle scale perché erano già entrati in casa, e uno in macchina che li attendeva col motore acceso. Io distinto ho afferrato il secondo e siamo rovinati a terra, e subito dopo però si è interrotto la colluttazione perché il suo collega mi era venuto incontro con qualcosa in mano che al momento non l'ho definito se era un martello, ma quasi sicuramente il cacciavite che hanno usato per entrare dalla finestra. Uno quindi gli piomba addosso mentre sta cercando di scavalcare il cancello principale, l'altro lo minaccia. Il 68enne, che ha riportato delle ferite al braccio, lesioni refertate al pronto soccorso, ammette di aver pensato anche al peggio. Poteva andare, non sai chi hai davanti, non sai chi, se ladri così solamente per rubare, o sai se sono persone che anche ti possono far del male. Nelle scorse ore la denuncia ai carabinieri, che stanno indagando sull'episodio, per quanto travisati si sospetta di una banda di nordafricani. La carnagione era, visto che erano un po' travisati, ma si vedevano che erano carnagione olivastra. Poi
controllerò meglio le telecamere, però si sentiva un attimo confabulare prima di entrare in casa. Racconta di aver dormito poco Arnaldo, di essersi alzato più volte a controllare. Per fortuna Rico sta bene, ma soprattutto nessun altro della sua famiglia è rimasto coinvolto. Questo il pensiero che più lo rincuora. Piuttosto che trovino magari la figlia o la moglie, no, meglio. Loro probabilmente si sarebbero allontanate, però magari qualcuno di fuori di testa, invece di solamente scappare, ti va incontro e ti fa anche del male. Vi dicevo prima di questo clima di violenza, vi abbiamo raccontato dell'aggressione shock, l'ennesima, che si è registrata all'interno della carcere Due Palazzi di Padova. Sempre nel padovano parliamo di aggressioni ai danni di controllori di Bus Italia. Aggrediti da un gruppo di 7 nordafricani a cui avevano chiesto il biglietto, 4 controllori di Bus Italia sono rimasti feriti sabato sera a bordo del pullman che da Sottomarina stava arrivando a Padova. L'aggressione è quando il mezzo ormai era giunto al capolinea dell'autostazione in Viale della Pace. Quando l'autista ha aperto le porte, i controllori alla fermata sono saliti e hanno chiesto i biglietti ai passeggeri. Il gruppo di nordafricani ha tentato di scappare perché sprovvisto dei titoli di viaggio, spintonando, sferrando calci e morsi per guadagnare la fuga. Un passante si è accorto del trambusto e ha allertato le forze dell'ordine. La volante della polizia, impegnata nei controlli nella vicina zona rossa della stazione, è arrivata sul posto e ha fermato 2 cittadini marocchini. Per loro è scattata la denuncia dopo essere stati portati in questura ed identificati. Gli altri 5 invece sono riusciti a scappare. I 4 controllori, colpiti dai pugni e dai morsi, sono ricorsi alle cure del pronto soccorso. A proposito di controlli, facciamo il punto di come è andato il fine settimana nell'Alta Padovana. Fine settimana di controlli per gli agenti della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese, guidati dal comandante Antonio Paolocci. Servizio straordinario che ha interessato le manifestazioni estive e non solo, in corso nei diversi comuni della Federazione, identificate 15 persone. Alla stazione dei treni di San Giorgio delle Pertiche, fermato un giovane di origine marocchina con una modica quantità di hashish, con oltre 1.100 euro in contanti, di cui non ha saputo però giustificare l'origine. A Campodarsego, durante un controllo in un parco pubblico, sono stati rinvenuti 2 involucri contenenti hashish, evidentemente abbandonati prima del passaggio delle forze dell'ordine. Sempre a Campodarsego, il controllo di una sala slot gestita da un cittadino cinese. Dall'ispezione sono emerse diverse irregolarità. Per il titolare è prevista una sanzione amministrativa superiore ai 1.000 euro. Veniamo alla domenica di mobilitazione a Marcon, a Leroy Merlin, un noto negozio, sostanza irritante nell'aria, 20 persone intossicate, è stato evacuato il centro commerciale. L'allarme poco prima delle 12, quando all'interno si trovavano una trentina di persone. Sul posto i vigili del fuoco di Venezia, assieme al personale specializzato del nucleo NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, per effettuare i rilievi e individuare l'origine della sostanza. Il bilancio sanitario è stato alla fine di 20 persone coinvolte, 4 sono state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre altre 16 sono state prese in cura sul posto dal personale del SUEM 118. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine. Secondo una nota dei carabinieri si sarebbe trattato di un mix di detersivi usati dalle donne delle pulizie o un malfunzionamento del sistema di areazione del bagno, che è differente, spiega la nota dei carabinieri, da quello del negozio, e quindi si sarebbe diffuso un odore acre che ha provocato questi forti fastidi ai clienti e al personale. Quindi 20 le persone alla fine soccorse. Andiamo adesso a Zero Branco, nella frazione di Scandolare, in cimitero, dove c'è stato un pesante atto vandalico. C'è la condanna del sindaco Luca Durighetto, ma c'è anche un appello forte e chiaro.
Per procedere noi abbiamo bisogno di avere una denuncia, una mail, un'indicazione da parte di qualcuno, solitamente del proprietario. Ecco. Dopodiché resta il gesto, che è spregevole, perché uno andare a rovinare o a rompere addirittura una statua sacra, un'immagine sacra, non va bene qualsiasi sia la religione. Il secondo aspetto è quello che all'interno del cimitero, che è l'area più sacra, o almeno che veniva considerata tale, dove il rispetto era trasversale, fatti del genere non devono assolutamente accadere. L'indignazione da sola non basta, fa intendere il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto di fronte all'atto vandalico che si è consumato nel cimitero della frazione di Scandolara, con una statuetta di Gesù divelta dal basamento e scaraventata a terra con la testa che si è staccata. L'immagine ha fatto il giro dei social, ma per iniziare un'indagine serve altro. Prima di scrivere il post su Facebook avvisate le autorità competenti, dopodiché potete scrivere, potete giustamente anche denunciare soprattutto un atto di vergogna come questo, e spero che chi ne è stato responsabile, insomma, provi almeno un minimo di vergogna, perché è una cosa incredibile e indicibile. Ci sono delle telecamere lì attorno, per cui abbiamo bisogno di ricevere il prima possibile la segnalazione, anche perché nel momento in cui non arrivasse questa segnalazione, trascorsi alcune ore, dal 48 o 72, dipende dal tipo di telecamere, noi non possiamo più mantenere le immagini nel server. Noi abbiamo i cimiteri, abbiamo le telecamere all'esterno, non abbiamo ancora le telecamere all'interno. Non credevo fosse necessario andare a installare le telecamere all'interno dei cimiteri, sinceramente. Avevo altre priorità e altri pensieri a riguardo. Però evidentemente se fatti del genere dovessero ripetersi, dovremmo in qualche modo agire anche sotto questo ambito. Abbiamo ancora dei collegamenti aperti con il territorio, fra poco andremo a Vicenza per parlarvi delle tensioni all'interno dell'ospedale. Poi a Belluno dovrebbe essere nostro ospite il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, anche per parlare del suo futuro. Il prossimo anno a Belluno si va al voto e quindi il tasto è già discusso e dolente. Abbandoniamo però per un attimo la cronaca e parliamo di un altro tema sentito, quello dei saldi, perché c'è la proposta di posticipare i saldi estivi, ma chiaramente non tutti sono d'accordo. La petizione nazionale per posticipare i saldi estivi a fine agosto e quelli invernali a fine gennaio, lanciata da Fismo Confesercenti, lascia invece piuttosto fredda Federmoda sia del Veneto che di Treviso, perché se la raccolta firme indirizzata al governo è espressione di un disagio che va ascoltato, secondo la presidente di Federmoda Treviso Beatrice Paludetti, spostare la data dei saldi non servirà a salvare i negozi. A dover essere messe in campo sono le riforme che soddisfino la necessità profonda di revisione del settore. Servono sicuramente delle misure diciamo di sostegno che siano naturalmente varate con massima urgenza, come il sostegno a quei negozi e a quei venditori che resistono tenendo aperte le loro attività in condizioni oggi difficilissime. Hanno poi avviato, quindi qui ci allarghiamo nel campo, anche tutte quelle politiche di rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie, delle aree a rischio di degrado. Poi sicuramente va contenuta, fermata la proliferazione selvaggia dei centri commerciali. Periodicamente l'utilità dei saldi finisce anche con l'essere messa in discussione. Secondo la presidente di Federmoda Treviso, invece, i saldi rimangono un momento importante nella vita di un negozio e in quella dei suoi clienti. Il problema, semmai, è che le regole che valgono per i negozi fisici non esistono per le grandi piattaforme digitali. Qui c'è lo squilibrio che penalizza i piccoli negozi multibrand di vicinato, che non possono reggere una competizione basata appunto solo su sconti continui, aggressivi, con i margini sempre più compressi, disattendendo le regole della sana concorrenza, perché noi siamo per diciamo stesse regole, stesso mercato. I temi della sanità ci portano ora a Vicenza dal nostro Federico Fusetti. Ci sono diverse tensioni in ambito sanitario. Buongiorno Federico.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori e buongiorno da me, da Andrea Venetti, per parlarvi appunto di questa situazione molto particolare e tesa che c'è a Vicenza. Lo facciamo in compagnia di Elena Tonelli, che è segretario provinciale della funzione pubblica CISL. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno e grazie. Prima però di parlare con lei, insomma, facciamo un po' il quadro della situazione, lo facciamo grazie al servizio di Ivano Tolettini. Lo scontro all'interno dell'Ulsotto Berica è tutt'altro che chiuso. Dopo le tensioni e le polemiche che hanno caratterizzato le ultime settimane, la questione si sposta ora sulla gestione della spesa farmaceutica. Al centro del caso c'è la direttrice della farmacia ospedaliera, Anna Radin, che avrebbe superato di alcuni milioni di euro il budget destinato ai farmaci innovativi. Una vicenda che ha provocato forti reazioni all'interno dell'azienda sanitaria. Secondo l'ordine dei medici, alcuni primari starebbero valutando di lasciare Vicenza, segnale di un clima di crescente demotivazione tra i professionisti, dopo le prese di posizioni del direttore generale Assenbergs. Un allarme che arriva mentre il confronto politico tra Vicenza e Venezia continua a mantenere alta la tensione, ma il nodo più delicato riguarda proprio le cure mediche. Il limite di spesa previsto per l'acquisto dei farmaci innovativi sarebbe ormai insufficiente rispetto alle necessità di un numero crescente di pazienti a rischio della vita. Si tratta di medicinali utilizzati nell'Ulsotto contro leucemie acute, mielomi multipli e altre patologie oncologiche, oltre che delle più recenti immunoterapie, farmaci che rispetto al passato permettono di allungare la sopravvivenza e in molti casi migliorano la qualità della vita, ma il loro costo è elevato e la domanda è in costante aumento. Secondo indiscrezione, il direttore generale nega di avere chiesto le dimissioni di Radin e la dirigente resterà in carica fino alla scadenza naturale del contratto. Intanto tra i camici bianchi cresce il malessere e il timore è che uno scontro sempre più acceso possa finire per avere ripercussioni non soltanto sull'organizzazione dell'azienda sanitaria, ma anche sulla capacità di attrarre e trattenere professionisti e garantire ai pazienti l'accesso alle cure più avanzate. Ma l'assessore regionale Gerosa ha ripetuto che la questione Assenbergs per ora non si pone, resta al suo posto. Vi ho già presentato Elena Tonelli, segretario provinciale della CISL Funzione Pubblica. Che clima si respira, che aria si respira qui al San Bortolo, ma un po' in generale nell'Ulsotto Berica? Il clima è teso, si vede, si respira di conseguenza anche nei reparti, proprio per questa tensione che c'è fra la direzione, i medici e i primari, e quindi di conseguenza a scalare anche tra i vari reparti che vengono diretti da queste persone. Cosa può succedere se il clima rimarrà così? Quello che può succedere, che preoccupa noi in maniera particolare, è che medici e primari scelgano di andare a lavorare presso altre aziende ospedaliere e quindi magari rischiamo di perdere le eccellenze che Vicenza ha e che vorremmo mantenere proprio per i nostri cittadini. Ecco, appunto, anche i cittadini quindi potrebbero avere delle ripercussioni in questo caso naturalmente, oltre che il resto del personale. E quindi come si sblocca la situazione? Ha l'impressione che la direzione generale sia salda sulle sue posizioni, insomma, cosa può succedere e cosa dovrebbe soprattutto succedere? Dovrebbe succedere che qualcuno metta insieme queste persone, magari dalla regione, faccia ragionare le persone apicali di questa azienda, perché se le conseguenze poi devono essere la fuga dei medici e dei primari, la questione riguarderà tante specialistiche. E quindi serve veramente un intervento perché le relazioni tornino ad essere normali e conviviali. E ultima cosa, un parte l'ha detto, la Regione che ruolo ha, che ruolo dovrebbe avere, cosa può fare? La Regione Veneto secondo me ha un ruolo importante, deve fare da mediazione perché certi atteggiamenti, certe criticità vengano meno.
Grazie ad Elena Tonelli, segretario provinciale della CISL Funzione Pubblica. Cristian, abbiamo cercato un po' di aggiornarvi su quello che accade qui, naturalmente ci attendiamo altri sviluppi e noi ve li daremo, quindi per il momento da me e da Andrea Benetti è tutto. Grazie Federico Fusetti, Andrea Benetti da Vicenza a Belluno, è nostro ospite di Fabio Fioravanzi, Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno. Possiamo collegarci quindi con Palazzo Rosso, con Fabio Fioravanzi, per la parte tecnica Stefano Bozzi. Buongiorno Fabio. Grazie per la linea, siamo con il sindaco a cui abbiamo chiesto questo incontro perché usciamo da un weekend di chiacchiere. In città si rincorrono le voci. Ma io ringrazio di questa pubblicità gratuita che tutti mi stanno facendo. Non faccia il democristiano. C'è chi dice ha già deciso cosa farà al termine del mandato, c'è chi dice non ha ancora deciso. Dica la verità. La verità è, come ho detto, in questo periodo io sono concentratissimo insieme alla mia maggioranza a portare a termine l'indirizzo del mio mandato, quindi lavori, opere e anche prospettive future. È normale che nel contesto ci sia anche il confronto politico per cercare di portare e consolidare questi frutti che abbiamo portato in questi anni e poi dare anche seguito. Però la decisione, ragazzi, decido io e quando deciderò di averla presa sicuramente vi porterò a tutti quanti attraverso una conferenza stampa la mia decisione. Allora la domanda secca è: quando è che prenderà una decisione ufficiale? Quando insieme alla mia maggioranza avremo deciso una linea. Senta, le chiedo di interpretare, di diventare per un minuto un'altra persona, posso? Faccia il Bottacin. Lei è l'ex assessore regionale e sente dire sarà il prossimo sindaco, il prossimo candidato del centrodestra. Se lei fosse Giampaolo Bottacin e sente dire queste cose su di lei, cosa penserebbe? Guardi, Giampaolo la penserà assolutamente come vuole. Io vedo tutto questa comunicazione che secondo me è tra buttare avanti la palla, come magari alcuni pensano sia giusto, per me è sbagliatissimo, però chiedetelo a Bottacin. E lei ha un'idea di chi sarà il prossimo candidato del centro-sinistra? Assolutamente no, perché io lavoro con la mia squadra per portare a termine. È normale però guardarsi intorno e sentire anche quello che accade nel campo avverso. Nella mia vita non ho mai guardato l'avversario, ho sempre cercato di rendermi più forte possibile e battermi alla pari, e poi se vincevo ero più felice. Stavolta lavorerò ancora con questo stile di vita. Ultima cosa, da qui alla fine del mandato, che è l'unica certezza a questo punto, quale vorrebbe essere la cosa che riesce a portare a termine? Ma guardi, è un progetto che sta a cuore, è già qualche anno che ci lavoro. Oggi è maturo, mi piacerebbe riuscire prima della fine di questo mandato, al di là di tutte le opere PNRR, tante che abbiamo fatto, illuminazione, tanto per il sociale, che è quello che sta emergendo sulla problematica sociale, ma soprattutto mi piacerebbe mettere la prima pietra o avere la copertura finanziaria della Casa delle Abilità. E allora, con un sindaco oggi, io lo dico senza volergliene, un po' democristiano, grazie a Oscar De Pellegrin per aver accettato di far chiarezza su queste voci che in città si rincorrono in maniera frenetica in queste ore, la linea torna allo studio. Grazie Fabio Fioravanzi, Stefano Bozzi per la parte tecnica, così dunque il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin ha fatto chiarezza dopo giorni particolarmente tesi sul fronte politico. Mi ha raggiunto qui in studio, la saluto e la ringrazio, la conoscete tutti, Romina Ceccato dell'associazione Alba, associazione che si batte per la sicurezza stradale. È necessario, è importante averla qui con noi oggi perché siamo reduci dall'ennesimo fine settimana tragico. Lei tra l'altro, Romina, è stata poco fa dalla mamma di Gabriele Sorgon, il 18enne che è morto ieri a Prata di Pordenone. Ci siamo collegati proprio con Federico De Ros all'inizio di questa prima edizione. Lei è stata dalla mamma di Gabriele Sorgon perché lei conosceva Gabriele Sorgon, aveva fatto anche dei progetti di sicurezza stradale accanto a Gabriele. Sì, intanto ti ringrazio sempre per l'invito e perché date sempre voce
alle grida di queste mamme. Sì, Gabriele era un ragazzo meraviglioso e con me era diventato, mi ha detto, il mio secondo bambino, per modo di dire. Sì, questa mamma mi ha fatto una domanda, però io la vorrei rivolgere al Presidente della Regione, alle istituzioni, ai parlamentari. Mi ha detto: come si fa ad andare avanti? Ma perché nessuno di voi ci dà una risposta di come si fa ad andare avanti? Prendete, vi pago io l'aereo. Guardate, lo faccio molto volentieri. Cari ministri, cari parlamentari, cari istituzioni, Presidente anche delle regioni. Andate a casa di queste famiglie e chiedete come si fa ad andare avanti. Per fortuna che dovevamo diminuire le stragi, che poi io intendo vittime non solo morti, ma anche chi può rimanere con qualche problema di disabilità o anche qualche trauma. Forse magari il ministro Salvini, visto che adesso si sta un po' agitando, dovrebbe magari averci ascoltato bene, messo in moto quello che noi del 2014, quando siamo stati convocati alla 9ª commissione, avevamo fatto delle proposte. Adesso lui ne parliamo più tardi di questo, perché è un aspetto importante. Dopo quello che è successo negli ultimi giorni, Salvini ha convocato d'urgenza un tavolo. Il suo è una risata amara, mi pare di capire. Romina ha convocato un tavolo per il fine settimana, ma poi ne parliamo. Rimarrei su Gabriele Sorgon, su questo ragazzo. Lei lo aveva coinvolto in attività di sicurezza stradale, lo abbiamo visto nelle foto trasmesse da Simone Merlo con Marco Gagliazzo, un ragazzo d'oro, ce l'hanno descritto, sì. E lui partecipava alle attività proprio per la sicurezza stradale. Sì, era molto timido anche, molto dolce, e la cosa che mi aveva detto, e a me mi è piaciuta molto, mi ha colpito quando io ho raccontato la storia, di quanto è importante difendere la propria vita, anzi è un dovere difendere la propria vita e anche, se possiamo, quella degli altri. E lui molto dolcemente mi ha detto: sai, a me piace ogni tanto andare in giro in moto, fare certe cose, però ho capito che a casa c'è sempre una famiglia che ci aspetta, quindi devo stare prudente. E quando abbiamo fatto questo progetto con i ragazzi on the road, lui era molto molto vicino ed ascoltava. Ecco, in questa foto è proprio accanto a lei, non so se possiamo mostrarla, sì. Simone, qua da PC, grazie infinite. E dove eravate? Qui eravamo a Jesolo, che stavamo appunto facendo questo progetto, e qui avevamo appena finito l'incontro con questi ragazzi dove ascoltavano la storia di una mamma e dove gli facevo capire certe cose importanti. E lui mi prese sotto braccio e mi disse: per te ci sarò sempre. E quindi oggi immagino sia impegnativo. Sì, ma ho fatto una promessa alla mamma. Ci ritornerò anche oggi. Starò vicina a lei, come se Gabriele fosse anche mio. Ieri, tra l'altro, Romina, c'è stato anche un altro incidente tragico alle porte di Jesolo, del quale abbiamo dato chiaramente conto, con questo ragazzo di 23 anni che si è inabissato nel Sile. Sono sequenze tragiche che lasciano senza parole, eppure la sensibilizzazione c'è, o no? Dipende da che tipo di sensibilizzazione tu intendi, Cristian, perché noi per entrare a scuola e cercare di sensibilizzare diventiamo matti come associazioni. Perché io chiedo e spero di poter avere questo incontro con un parlamentare, ma te lo dirò quando sarà fattibile, e poi il 18 novembre sicuramente saremo alla Camera dal Presidente Fontana. Noi vorremmo che il Ministro Salvini, il Ministro dell'Istruzione, perché c'è un piano nazionale costituito in Parlamento e non so che fine abbia fatto, forse magari ogni governo ne cambia, lo metterà da un'altra parte, in un angolo, non riesco più a comprendere certe cose, venisse messo in pratica. Questo ci obbliga ad entrare insieme alle forze dell'ordine, ci obbliga ad andare anche all'interno delle scuole. Adesso con la città metropolitana di Venezia abbiamo approvato un bellissimo progetto
che è bello andare a parlare, specialmente all'interno delle autoscuole, ma non solo ai giovani, anche a chi ha una certa età, perché anch'io mi metto in gioco, magari ci sono dei segnali, ci sono delle cose cambiate che magari anche le macchine io le ho sempre paragonate a un'arma, ma ultimamente sono peggio di un'arma perché sono un computer, basta che volano e basta poco. Romina, resti con me, facciamo qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo sul tavolo convocato d'urgenza da Salvini. A fra poco. Di nuovo in diretta con Romina Ceccato dell'associazione Alba per la sicurezza stradale. Siamo reduci da un fine settimana difficile, ne abbiamo parlato a lungo nei nostri telegiornali. Soltanto ieri 2 giovanissime vittime. Gabriele Sorgon a Pratta di Pordenone era a bordo della sua Kawasaki quando si è scontrato con un minivan. Gabriele Sorgon di Ceggia, e poi Nicolò Luca Salmoirago che è morto inabissandosi nel Sile all'ingresso di Jesolo. Era a bordo della sua automobile, c'è stata una mobilitazione, tanti si sono anche tuffati nel Sile per prestare soccorso, ma per questo giovane non c'è stato nulla da fare. È la cronaca, è una cronaca difficilissima, però come sapete ci sono stati tanti episodi simili negli ultimi giorni, in Lombardia, la strage dei ragazzi. Da qui Salvini, ministro delle infrastrutture, che ha convocato un vertice, lo possiamo vedere dal Sole 24 Ore, dopo questi ultimi incidenti. Troppe giovani vittime, dice il ministro Salvini, e quindi appunto chiama tutti a raccolta. Dice Salvini di aver sentito anche il ministro dell'Interno Piantedosi con l'associazione Vittime della Strada, che parla di educazione obbligatoria nelle scuole. Romina, è un film che si ripete, è un film, un copione che si ripete, però poi... Siamo al punto di partenza. Allora, mi congratulo che dopo tante stragi il ministro Salvini stia facendo qualcosa. Aveva detto che con il codice stradale qualcosa sarebbe migliorato. Sì, magari qualcosina sarà anche migliorata, però io vedo che le vittime continuano ad esserci, morti e non, perché per me tutte le vittime sono a 360 gradi, anche chi rimane. Siamo stati convocati noi una volta, vittime e associazioni sulla strada, nel 2014 alla 9ª commissione, dove abbiamo portato ognuno il proprio resoconto della propria località. 2024, la correggo, 2024. Avevamo chiesto proposte fatte di entrare a scuola, di mettere più sorveglianza, di fare altri controlli, ma di tutto e di più. Avevamo anche sugli autovelox, avevamo fatto tante richieste, ma forse abbiamo fatto il viaggio solo per andare a Roma e poi ritornare indietro, perché vedo che forse non sono state ascoltate. Sono passati 2 anni da quel tavolo? 2 anni, anche un po', forse un po' di più, perché ci avevano convocato prima che facesse il codice stradale. Quindi adesso so che c'è anche qualche altra modifica, perché noi siamo un gruppo di associazioni che ci teniamo informati, e so appunto che l'onorevole Casu, che è dell'altro partito, attenzione, associazione apartitica, perché qua bisogna specificare. Lei dialoga con tutti. Sì, perché qua bisogna... E litiga anche con tutti. Bravo, come fai a saperlo, Cristian? Ma continuerò a farlo, perché ho detto prima, andate voi a casa a questa mamma a rispondere come si fa ad andare avanti senza un figlio, e spiegatelo anche a me, che non so come faccio a fare queste cose. Quindi io chiedo al ministro Salvini, lei per carità può anche ascoltare tutti i ministri che vuole, può anche ascoltare questa associazione, ma nulla togliere. Ma forse se lei convocasse un tavolo con tutte le associazioni di ognuna del proprio territorio e facesse obbligatorio entrare alle scuole, entrare alle autoscuole e facesse anche obbligatorio, perché io so che c'è,
di ritirare fuori questo piano nazionale che è in Parlamento, dove è stato costituito da voi, non da me, da voi, che sia a destra che sia a sinistra, non ha importanza. È stato costituito, dove comprende il ministro dell'istruzione, il ministro degli interni, il ministro delle infrastrutture. Cioè, qual è la difficoltà di sederci attorno a questo tavolo e di cercare di creare qualcosa di utile? E poi faccio un appello anche alla mia regione. Allora, nella nostra regione c'è un osservatorio sulle vittime, sulla sicurezza stradale. Quanto tempo ci vuole per andarlo a ripescare o a rifarlo? Perché ho visto che su tante altre cose certi osservatori sono stati fatti facilmente. Ma cosa doveva succedere? Quante altre vittime dobbiamo perdere per poter aver fatto questo incontro? Ministro, convochi di nuovo le sue associazioni, perché un'associazione che è di un territorio che lavora su quel territorio, un'altra che è di un altro, messe insieme, mi creda, glielo dice una mamma che ha affrontato un processo, ci sono tanti mattoni che tutti uniti formano un muro che nessuno riesce ad abbattere. La consapevolezza manca, perché cari ministri, istituzioni, presidente della regione, tutti quanti, sulla strada ci siete anche voi. Anch'io pensavo e dormivo serena perché dicevo che a me non sarebbe mai capitato, invece a me è capitato. Dicevamo dei tanti incidenti nel fine settimana, questo è quello da cui è partito Salvini per rilanciare questo tavolo, lo shock dopo la morte di questi giovanissimi vicino a Milano con un'auto che è precipitata in un canale. Fa male vedere le foto di vittime così giovani. Tra l'altro è stato arrestato il guidatore 19enne, risultato positivo all'alcol test. Lei prima diceva una cosa specifica, Romina, che vanno consultate, coinvolte in questi tavoli le associazioni dei territori, perché poi ogni territorio ha la sua specificità. Il Veneto orientale, e lo abbiamo visto anche ieri, lo vediamo continuamente, ha la specificità dei canali, dei fossi. Quindi la specificità territoriale ha un peso quando si parla di sicurezza stradale. Certo, perché io per esempio, allora io sono stata anche a Roma, se io vado a Roma, perché logicamente mio marito è da Roma e mia figlia sta lì, se io vado a Roma il problema non è tanto, sì, anche le strade, ma è più il centro, perché non si fermano. Quindi non andando, adesso il 7 luglio io devo tornare giù perché tramite un'associazione con il sindaco abbiamo un evento di Roma. Ok, però lì c'è un problema sulla città, all'interno della città, quindi lì ci sono incidenti perché nessuno rispetta il limite. Di qua, per carità, ci sono problemi, noi abbiamo tanti canali, mancano dei guardarai, mancano forse delle sicurezze che possono impedire. Allora, io non sto dicendo che se non si andava piano si poteva evitare, non sto dicendo che correvano, non sto dicendo, per carità. Anche perché ogni storia ha sé e lo diciamo sempre. E io non sono un giudice, non mi permetto di esserlo, io voglio solo cercare di provare che nessuno provi quello che io ho provato io, come stanno provando tante altre mamme e tanti altri giorni a non andarsene. Se Salvini la chiamerà, la convocherà, lei risponderà? No, io ho già scritto. Lei ha già scritto? No, lui conviene. tu lo sai che io non è... Io ho scritto, ascolti di nuovo tutte le associazioni. Vedi, io non ho detto ascolti Alba. Io ho detto ascolti di nuovo tutte le associazioni. Quindi lei aspetta di essere convocata a questo tavolo? Certamente. E continuerò a ribatterlo e a ripeterlo in tutte le trasmissioni, in tutti i giornali, fino a quando qualcuno darà voce, perché queste vittime sulla strada, che io la chiamo violenza sulla strada, incominciamo magari a cambiare il termine, perché se io adopero un'arma, adopero una moto, sempre qualcosa, adopero un mezzo e sono io che commetto, io che uso quest'arma, che può rivoltarsi verso di me, ma anche verso gli altri. Allora, e poi c'è un'altra cosa che io mi chiedo dalla mia regione, visto che noi abbiamo questi problemi, allora bisogna incominciare dalle istituzioni del proprio quartiere, poi andiamo dalle regioni devono aiutarci ad arrivare al Parlamento. Questo è il passaggio. Sa che cosa mi ha detto ieri mia figlia quando ha visto quei ragazzi di Milano? Lei, mia figlia,
che ha perso suo fratello, ha detto una cosa molto molto importante. Ha detto: mamma, è vero, questo ha bevuto, ma noi che eravamo in macchina con loro, perché non abbiamo detto, ha fatto la scena di essere una di loro, perché non dire fermati, io scendo, perché non dire io non salgo con te? Vuol dire che anche a loro piaceva quello che questo guida. Attenzione, non sto difendendo nessuno, sto dando dei pensieri che qualcuno, che non è vero che questi ragazzi non li fanno. Quindi, vedi, Ministro, lei può sapere che cosa ha pensato una ragazza? No, ma glielo vengo a dire io. Presidente della Regione, lei può sapere che cosa ha pensato una ragazza? O altre ragazze dell'associazione che hanno avuto un incidente? Ma glielo vengo a dire. Allora Romina, grazie, messaggio come sempre forte e chiaro, vedremo nei prossimi giorni se ci sarà una risposta da parte del Ministero e se ci sarà innanzitutto questa riunione che è stata in qualche modo annunciata da Salvini. Grazie Romina Ceccato, noi rientriamo fra un minuto di pubblicità fra poco. Rientriamo in diretta, prosegue il racconto di questo lunedì a Nord-Est. Prima però vi ricordo il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna puntuale questa sera alle 20:45, ovviamente su Antenna 3. Parliamo di Lega perché parte oggi il tavolo di rilancio con 19 maggiorenti del partito, tra loro ci sono Stefani, Zaia, Fedriga, lo stesso sindaco di Treviso Mario Conte. Oggi per l'appunto la prima riunione, vi chiediamo, servirà questo tavolo per rilanciare la Lega, un partito che come sapete è in sofferenza, pende la spada di Damocle di Futuro Nazionale del generale Vannacci, quindi numero verde, se per voi servirà, se questo tavolo quindi ha un senso e potrà rilanciare il partito, no, se questo tavolo non servirà e quindi c'è poco da fare. Il sondaggio come sempre è aperto, la chiamata gratuita, l'esito questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. E noi non possiamo non ritornare alla Triveneta degli Alpini con Gemona del Friuli, che è diventata centrale per tutto il Nord-Est nell'intero fine settimana. Ieri a Gemona è arrivata anche la Premier Meloni, un arrivo a sorpresa. Grazie anche per essere arrivata così, con quella sordina che ci fa una di noi, e apprezziamo il suo capo scoperto, lo apprezziamo signor Primo Ministro, grazie, lei fa parte della nostra famiglia. Un fuori programma in piena regola, un arrivo ufficializzato a pochi minuti dall'inizio, una presenza che rende unica la giornata di Gemona. I lunghi applausi accompagnano Giorgia Meloni e per la Premier diventano quasi un toccasana alla fine di una settimana scandita dallo scontro durissimo a distanza con Donald Trump. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, dice, mentre dopo aver assistito a una parte dello sfilamento delle penne nere lascia la tribuna d'onore. Diretta all'auto che la conduce all'aeroporto e di qui a Roma, saluti e cori della gente la accompagnano. E grazie anche per l'aver presenta il modo come si celebra la storia. Alla Premier viene donata la maglia che ricorda il terremoto, il Friuli ringrazia e non dimentica. Non sono riuscita ad andare a Genova, quindi penso che valesse la pena venire qui per dire grazie, aggiunge. Grazie per i valori e grazie per un lavoro preziosissimo anche durante le nostre Olimpiadi e per il lavoro che fanno da volontari costantemente. Sono una certezza e per le istituzioni avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza. Questa è la parte, diciamo così, istituzionale e poi la festa che è durata per tutto il weekend, poi ieri il gran finale con lo sfilamento. Dopo
50 anni siamo ancora qui, insieme alla gente del Friuli, insieme perché insieme allora si è ricostruito il Friuli, insieme oggi per dire un grazie a coloro che erano qui, per dire ancora una volta che quando c'è bisogno gli alpini, l'Associazione Nazionale Alpini si risponde presente, ci siamo. E allora viva gli alpini, viva il Friuli, viva l'Italia! Il grido del presidente nazionale degli alpini risuona nella gemona dei 30.000 che scaldano la città con il cuore delle penne nere. 50 anni dopo, tutti qui. 50 anni dopo la tragedia dell'Orcolate e la forza della ricostruzione. Un appuntamento tanto importante che Giorgia Meloni decide di tornare dopo le celebrazioni del 6 maggio. Lo annuncia il ministro Luca Ciriani, padrone di casa, e la premier arriva poco dopo tra gli applausi in tribuna d'onore fianco a fianco con Sebastiano Favero, al quale consegna l'onoreficenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. La strada si riempie di memorie di festa, parte il primo settore dalla banda alpina di Gemona ai ragazzi dei campi scuola alpini fino all'Abaro dell'Ana. È scortato dal comandante della brigata alpina Giulia in nomine tanto firmissima e dal comandante degli alpini d'Italia, il presidente Sebastiano Favero. È la Triveneta della memoria e allora, un unicum rispetto alle altre adunate, sfilano orgogliosi gli 11 cantieri che nel 1976 ricostruirono il Friuli disastrato dal terremoto. 11 cantieri per 11 iniziative di ricostruzione, 11 cantieri per un insieme di sezioni che hanno voluto condividere l'impegno dei loro associati a favore di un territorio ferito. Magnano in Riviera, gestito dalle sezioni di Asiago, Bassano del Grappa, Marostica, Padova, Valdobbiadene, Venezia, Vicenza. Poi, dopo la protezione civile e le sezioni del Trentino Alto Adige, tocca al Veneto, da Verona a Valdagno fino ad Asiago. Su questa terra, sulla terra degli altipiani, sulla terra dell'altopiano di Asiago, l'Associazione Nazionale Alpini viveva la sua prima adunata nazionale. Fa il suo ingresso la sezione Alpini di Vicenza. Una sezione alpini che si lega ad un altro monte, teatro di scontri nel primo conflitto mondiale, il Monte Pasubio. Il Pasubio, l'Ortigara, i sacrali del nostro territorio, il Leiden, esempi di una storia vissuta con sacrificio. Bassano, la sezione Monte Grappa, tu sei la mia patria. Grazie Penne Nere di Padova, siete tantissime, grazie per la vostra presenza oggi a Gemona. E poi Venezia, Feltre, Cadore e Belluno, fino a quando tocca alla Marca e quando passa a Treviso, il pensiero va al prossimo anno, quando la Triveneta sarà realtà proprio nel capoluogo. Certo, si canta in provincia di Treviso, questa è una sezione con ben 8 cori, candidata a celebrare il raduno triveneto nel prossimo anno. Di qua, di là del Piave, ci sta un'osteria. I sindaci, i rappresentanti delle istituzioni e del territorio che hanno scelto di condividere il sudore e la gioia di questo giorno. Signori, la sezione alpini di Conegliano. Vittorio Veneto, città della vittoria. Un territorio segnato dalla storia, la piccola e la grande storia. Questa bellissima colonna di muli che oggi testimonia e ricorda la grandezza di Iroso, l'ultimo di loro, l'ultimo mulo alpino che un po' alla volta ha trovato i suoi successori. La Marca cede il passo alle sezioni del Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Udine a Gorizia, fino ai padroni di casa di Gemona. L'atto conclusivo, il passaggio della stecca, suggella l'arrivederci a Treviso 2027. Presidente della sezione di Gemona, al rullo del tamburo che sottolinea l'ufficialità del passaggio, passa al presidente nazionale Sebastiano Favero l'ambita stecca che è nelle mani di Franco Giacomin, presidente della sezione di Treviso.
il passaggio della Stecca per Treviso è già conto alla rovescia. L'ambita Stecca! La sezione di Treviso, terra alpina di storia, sacrificio e memoria, accoglie con orgoglio questa responsabilità ed è pronto ad ospitare il raduno dell'anno prossimo. Vi aspettiamo numerosi e con l'entusiasmo e lo spirito di fratellanza che da sempre contraddistinguono gli alpini. Oggi noi riceviamo questa responsabilità di portare l'orgoglio degli alpini nella nostra città di Treviso e lo faremo con grande impegno e con quell'amore, con quella passione che gli alpini d'Italia meritano. E quindi noi saremo pronti a sostenere ovviamente la nostra sezione in quello che deve essere un momento che unisce tutta l'Italia attorno agli alpini per dire grazie alle Penne Nere. Quest'estate ci saranno anche dei campi estivi organizzati dagli alpini insieme ai giovani, che porteranno i giovani fuori dagli schermi dei cellulari, permetteranno loro di avere occasioni, esperienze in carne ed ossa. Io ho promesso che a quei campi sarò presente anch'io a portare il mio saluto al fianco dei giovani, ma soprattutto al vostro fianco, perché sono i valori che mancano alla realtà di oggi e che voi alpini potete insieme a noi contribuire a trasmettere ai nostri giovani. Un legame profondo, quello tra Marca Trevigiana e Friuli, 50 anni dopo l'Orcolat. Ieri mattina da Treviso è partito il treno della memoria. Per noi c'erano Filippo Fois ed Edoardo Paris. Il treno storico degli alpini parte all'alba da Treviso per Gemona in occasione del raduno Triveneto. Amorevolmente recuperato e restaurato, locomotiva diesel con carrozze degli anni 30-100 porte, cioè con un ingresso in corrispondenza di ogni quartetto di sedili, è un modello rimasto in servizio fino agli anni 70, oggi come allora con tante penne nere a bordo. Lei l'ha preso questo treno, l'ha già fatta questa tratta? Sì, parecchie volte. Una volta aveva anche i cannoni allegati quando facevano i viaggi. Qua a Conegliano si prendeva il Roma-Vienna che ci portava, la linea portava Tutta il Friuli, portava su Codroipo, Udine. Caserme. Io partivo da Treviso e qua andavo fino a Treviso e siccome mio papà era contadino portavo su i prodotti, salami, formaggio, roba così, portavo e appendevamo qua i salami. Ed è così che il treno storico diventa anche un treno della memoria. È stato l'anno più bello della mia vita. Addirittura? Sì, lo dico sinceramente perché dovevo partire di leva, ma ho fatto un anno da volontario, quindi ho scelto volutamente di dedicare un anno a... È stato così bello? Ma perché è stata un'esperienza nuova, c'era molto cameratismo. Ci sono tanti bei ricordi perché in effetti secondo me è un bel periodo quello della Naio. E sarebbe bene che la facessero, magari in maniera un po' diversa da quello che facevano anche per i giovani. È trascorso mezzo secolo esatto dal terribile terremoto che sconvolse il Friuli, il cui epicentro era proprio in comune di Gemona. E anche questo è un ricordo indelebile per chi c'era, per chi si è subito dato da fare. Per 3 giorni e per 3 notti senza mai tregua, sempre a portare aiuto alle persone. Montare tende, portare latte, portare viveri, cucinare. Nelle adunate, nei raduni alpini poi, la storia viene ripercorsa ancora più indietro. È un artigliere da montagna del 1877, quindi periodo umbertino, quindi dall'Unità d'Italia ai fine 800, insomma, ecco, periodo umbertino. Ma questa è una riproduzione che è una riproduzione fatta sul modello dell'epoca. Ne ha fatto anche altre? O era... Come? Neanche altre? Sì, ne ho altre, anche da alpino, ma diciamo che ne ho una decina. Non ci sono solo alpini a bordo del treno, c'è la famiglia degli alpini. In famiglia ho avuto tanti alpini, Pontebba, Venzone, Gemona, Tolmezzo, che hanno fatto gli alpini e quindi mi sento alpina anch'io. Il treno storico arriva a Gemona.
Io ricordandomi i rumori, gli odori, cioè, questa è una carrozza robustissima, modulare, fatta che si può smontare qualsiasi pezzetto e sostituirlo, non è un usa e getta come si ragiona adesso. Sono dei gioielli che Ferrovie dello Stato attraverso la sua società restaura e rimette in funzione, il personale di Trenitalia garantisce il servizio e quindi è una bellissima esperienza. Giusto il tempo di ricordarvi l'appuntamento con Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino. Vi ricordo il sondaggio, Lega parte oggi il tavolo di rilancio, servirà se sì il numero in verde, se no quello in rosso, la chiamata come sempre è gratuita. Avarino ne parlerà con Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto, Giovanni Manildo, speaker dell'opposizione Partito Democratico, Marcello Bano, Lega, Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, Marco Scolese di AVS, Stefano Valdegamberi, Futuro Nazionale. Questo è il parterre di Avarino che torna alle 20:45, mentre la nostra informazione ritorna alle 18:25 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo la sigla c'è il meteo e vi ricordo che alle 16:18, circa 16:15, ci sarà il film Tumbledown, un film, una commedia del 2015. Insomma, rimanete su Antenna 3. Grazie a Simone Merlo e Marco Gagliazzo dalla regia, grazie a tutti voi, buon proseguimento.